Eccoci qui cari telespettatori, un altro capitolo molto importante e anche un po' a grande richiesta da parte vostra, che affrontiamo bene con la professoressa Fabiana Zingone, che ci fa il piacere di essere qui con noi, ci dedica del tempo preziosissimo. Ben arrivata professoressa. Buonasera. Allora, la professoressa di gastroenterologia all'Università degli Studi di Padova, tra l'altro componente del direttivo della Società Internazionale della Malattia Celiaca e del direttivo della Società Italiana di Gastroenterologia, con una grandissima competenza in questo campo specifico. Allora, parleremo quindi di celiachia. Riguarda tante persone, magari lei ha anche i dati alla mano, così, però un numero che si scopre essere sempre più importante rispetto a quello di cui si era a conoscenza anni addietro. Assolutamente, è una malattia cronica, è una malattia che non può essere assolutamente considerata rara come lo era invece considerata in passato. Noi abbiamo una prevalenza nota dell'1%, però anche dati recenti, soprattutto grazie a un processo di screening che è iniziato proprio come prima esperienza qui in Italia, noi sappiamo che la prevalenza è nettamente maggiore, che può essere anche doppia o anche di più rispetto a quella nota dell'1%. Il concetto è andarla a cercare. È chiaro che si conosce una malattia soltanto lì dove si ricerca nello specifico. Noi sappiamo oggi che esistono delle categorie a rischio in cui è importante fare il test, ricercare la malattia celiaca, che non deve essere semplicemente attribuita ad una sintomatologia gastrointestinale e quindi la ricerco solo se c'è diarrea oppure dolore addominale. Noi sappiamo che ci sono categorie, come dicevo, a rischio, che può essere quella di pazienti che hanno altre patologie autoimmuni, ad esempio, mi viene, insomma, come esempio possiamo fare la tiroidite di Hashimoto, che è una patologia della tiroide che sappiamo avere una maggiore prevalenza della malattia celiaca, quindi è molto importante in ambito chiaramente medico, che parte dal medico di medicina generale ma anche da altri specialisti, non necessariamente gastroenterologi, che si sappia in quale categoria a rischio andare a ricercare la malattia. E il contrario, cioè magari chi è celiaco potrebbe avere la tiroidite di Hashimoto, assolutamente. Questo che sarebbe, che spieghiamo, è un'infiammazione della tiroide che fa parte delle malattie autoimmuni, quindi di questo grosso capitolo, di cui chiaramente fa parte anche la malattia celiaca, in cui si producono degli anticorpi contro qualcosa che fa parte di noi, quindi non qualcosa di estraneo come può essere un virus o un batterio che produciamo anticorpi per proteggerci, ma in realtà è qualcosa che, come se il nostro organismo attaccasse qualcosa che ci appartiene. Quindi ad esempio la tiroidite di Hashimoto è uno di questi esempi e, come diceva, anche i pazienti celiaci chiaramente hanno un aumentato rischio di questa patologia. Infatti noi come pratica clinica, lì dove c'è una diagnosi di malattia celiaca, la tiroidite è una di quelle cose che andiamo sempre a ricercare sin dalla diagnosi. E la tiroidite si diagnostica con degli esami serologici, nella ricerca di anticorpi. Quindi, chiaramente poi noi indirizziamo a specialisti endocrinologi per la presa in carico e la valutazione, però dal nostro punto di vista iniziamo con una ricerca sierologica. Per tranquillizzare oppure allarmare, a seconda delle situazioni, le persone che magari ci seguono, che dicono io ho il nipotino o mio figlio piccolino che è stato diagnosticata la celiachia fin da piccolo, quindi insomma questo della tiroidite è un ulteriore aggravio, come va ad impattare anche nel periodo della crescita oppure al contrario nel periodo dell'invecchiamento per le persone? Stiamo parlando di due patologie che possono associarsi ma che non sono correlate l'una all'altro. Nell'ambito, assolutamente, nell'ambito delle patologie autoimmuni noi sappiamo che normalmente le patologie possono camminare insieme, quindi chi ha una patologia autoimmune ha una possibilità, un rischio di avere altre patologie autoimmuni. È chiaro che poi la prevalenza e il rischio cambia a seconda delle patologie che prendiamo in considerazione, quindi nell'ambito della malattia celiaca questo è un qualcosa sicuramente da prendere in considerazione, ma non lo considererei un aggravamento della malattia. Stiamo parlando di due condizioni cliniche separate, che sicuramente fa parte di tutta una serie di esami che il paziente celiaco deve fare, ma ecco, non la descriverei come una complicanza della malattia. Perché può esserci una concomitanza di più patologie autoimmuni? E questo fattore di una malattia autoimmune cos'è? Genetico? È ambientale? È legato
ad abitudini di vita legate alla nostra alimentazione. Si è parlato appunto di cibi che sono hanno un quantitativo di glutine particolarmente elevato per modifiche genetiche che hanno subito. Allora, le condizioni autoimmuni di per sé nella maggior parte dei casi hanno una patogenesi multifattoriale. Se consideriamo la malattia celiaca sicuramente un esempio tipico, perché abbiamo una componente genetica. Noi sappiamo che ci sono alcuni geni che predispongono alla malattia. In assenza di questi geni non si può sviluppare la malattia, ma avere geni non è abbastanza. Questi geni sono presenti in circa il 40% della popolazione, eppure soltanto l'1% circa svilupperà la malattia. Quindi sappiamo che non è un fattore, diciamo, assoluto, cioè ho i geni svilupperò la malattia, assolutamente no. Sappiamo che però se non ho i geni non posso sviluppare la malattia, quindi vale il concetto opposto. La negatività genetica sicuramente è un'informazione importante, però come dicevo non basta. Quando parliamo di malattia multifattoriale vuol dire che c'è la componente genetica ma c'è la componente ambientale. La componente ambientale nella malattia celiaca è sicuramente il glutine, quindi il fattore scatenante dell'infiammazione e quindi poi anche dell'autoimmunità, e la proteina glutine che viene assunta con gli alimenti, ma sappiamo che anche qui non è soltanto il glutine, sicuramente ci sono dei fattori che contribuiscono nella patogenesi e nello sviluppo della malattia, purtroppo non noti, nel senso c'è sicuramente qualche tassello nello sviluppo della malattia che ancora non è ben definito, però nel caso della malattia celiaca sicuramente conosciamo tanto, conosciamo la componente genetica e conosciamo il trigger principale che è il glutine. E quindi questi sono due elementi fondamentali. Assolutamente. A che età nel bambino si dovrebbe e si può scoprire questa patologia? Allora, consideriamo che si può diventare celiaci in qualsiasi momento della vita. È chiaro che se parliamo appunto di bambini, dopo lo svezzamento, se io non introduco il glutine, la malattia non... il svezzamento è con il glutine, chiaramente se io non introduco il glutine non posso sviluppare la malattia. Quindi a partire dallo svezzamento la possibilità di sviluppare la malattia è sempre presente. Ci sono chiaramente dei picchi che possono andare nel bambino nell'adolescenza o intorno ai 30-40 anni nell'adulto, però noi sappiamo che facciamo diagnosi anche a 80 anni, 85 anni. Ma fate diagnosi perché c'è una sintomatologia che fa sì, non perché la malattia si sviluppa a quell'età? Ma questo non è detto, nel senso la malattia può anche svilupparsi a quell'età. È chiaro che poi è difficile poter avere una sicurezza se la malattia si è sviluppata in quel momento e se tanto è stato un ritardo diagnostico, come chiaramente è anche possibile. Perché questo è possibile? Perché talvolta la malattia può restare asintomatica per tanto tempo. Resta latente. Quindi resta latenza, quindi è lì. Però non abbiamo un sintomo, non abbiamo un segno che la fa riconoscere, e poi improvvisamente che un fattore scatenante possono essere vari. Abbiamo anche degli studi in merito che dicono che un'infezione, una gastroenterite ad esempio, oppure un evento stressante possono essere meccanismi che in qualche modo scatenano la presentazione clinica, ma non la malattia, non sono la causa della malattia, ma in qualche modo rendono manifesto quello che fino a quel momento era stato asintomatico. Quindi un'infezione è la causa, potrebbe essere la causa scatenante a volte? Non direi una causa scatenante, è un qualcosa che rende manifesta la sintomatologia, ma non è correlata con la patogenesi della malattia stessa. Certo. Allora, ci sono delle linee guida, un iter diagnostico che si è evoluto nel tempo? Assolutamente, se parliamo, noi dobbiamo classificare quando parliamo di linee guida bambino e adulto. Io mi occupo dell'adulto, però chiaramente soprattutto nella gestione della malattia celiaca quello che è stato fatto nel bambino è molto importante, perché noi sappiamo che per il processo diagnostico della malattia celiaca noi abbiamo bisogno di un test sierologico per la ricerca degli anticorpi antitrasglutaminasi IgA, è molto importante perché sono il test essenziale per la diagnosi. Quindi esame del sangue. Un esame del sangue che deve essere richiesto dal medico qualora c'è il sospetto clinico. Nel momento in cui c'è la positività sierologica, la diagnosi si completa con l'esecuzione di una esofago-gastroduodenoscopia, quindi una gastroscopia che ci consente di fare delle biopsie a livello del piccolo intestino, perché in queste biopsie noi possiamo rilevare la presenza del danno intestinale. Il danno intestinale è un danno caratteristico nella malattia celiaca in cui troviamo un appiattimento dei villi. I villi sono delle estroflessioni che ci consentono di assorbire i nutrienti.
Quindi nella malattia celiaca abbiamo questo appiattimento della mucosa. Quindi la presenza della sierologia positiva e di questo danno a livello dell'intestino fa sì che possiamo concludere per una malattia celiaca. Nel bambino, sin dal 2012, nelle linee guida europee, che poi sono state assolutamente applicate anche in Italia, hanno fatto sì che in alcune circostanze, in particolare quando la sierologia era molto alta, è molto alta, quindi con valori superiori a 10 volte il valore normale, accompagnato anche dalla positività di un secondo anticorpo che è l'antiendomisio, si possa fare la diagnosi in assenza della biopsia. Quindi proprio perché stiamo parlando di un esame invasivo e proprio perché la sierologia della malattia celiaca è una sierologia molto accurata che quando positiva effettivamente fa una diagnosi corretta, allora nel bambino sin dal 2012, poi nel 2021 c'è stato un aggiornamento di queste linee guida dove sono cambiati un po' i criteri, ma il concetto è che quando l'anticorpio è molto elevato nel bambino si può procedere alla diagnosi senza l'esecuzione della biopsia. Da quel momento un po' si è aperta la strada al concetto se questo era applicabile anche nell'adulto. È chiaro che nell'adulto siamo in una condizione differente, noi sappiamo che nell'adulto ci sono le comorbidità, nell'adulto c'è un aumentato rischio anche di altre patologie rispetto a quello che possiamo riscontrare nel bambino, così come nell'adulto abbiamo delle complicanze della malattia che seppur rarissime però sono da considerare nella valutazione del nostro paziente. In ogni caso adesso si sono fatti diversi studi e si è poi arrivati alla conclusione che effettivamente questo approccio che viene definito non biopsy, cioè senza biopsia, è possibile applicarlo anche all'adulto. Le linee guida europee che abbiamo pubblicato ad agosto, proprio questo agosto, quindi proprio sono proprio recentissime, hanno testimoniato questo, cioè dicono che sempre in alcune circostanze, cioè con una sierologia molto elevata, per una categoria di età al di sotto dei 45 anni, se non c'è dei fattori di rischio, quindi dei sintomi che preoccupano il medico e per cui ritiene necessario l'esecuzione della biopsia, la diagnosi in un centro di riferimento può essere fatta senza l'esecuzione della biopsia. Dico questo perché è importante che si sappia appunto questa evoluzione, però nello stesso tempo diciamo anche che in Italia in questo momento siamo in una situazione di valutazione dell'applicabilità di queste linee guida europee. Le linee guida italiane sono state aggiornate nel 2022, quindi a breve avremo la possibilità di riaggiornarle. Direi quindi che per quanto questa possibilità del non biopsy che sia aperta anche nell'adulto è un qualcosa che verosimilmente diventerà realtà anche per i nostri pazienti italiani, al momento siamo ancora un po' legati alla necessità di fare la biopsia in tutte le circostanze cliniche. Per avere la Però certezza. È possibile per avere una certezza e perché ad oggi per avere la certificazione di malattia viene ritenuta ancora essenziale l'esecuzione della biopsia. Dottoressa, c'è però una quota di popolazione che è intollerante al glutine, non ha la diagnosi di celiachia, però comunque accusa una sintomatologia molto simile, quindi di intolleranza. Che cos'è questo? Allora, parliamo di intolleranza al glutine non celiaca. Esiste quindi? Allora, è un'entità clinica di cui si parla da diversi anni, ci sono studi in merito. Il problema relativo all'intolleranza al glutine non celiaca è la difficoltà diagnostica, perché parliamo di pazienti che non sono celiaci, perché l'importanza in queste condizioni cliniche è che venga esclusa in primis la celiachia prima di iniziare la dieta senza glutine, perché nel momento in cui iniziamo la dieta non abbiamo più la possibilità di escludere la malattia celiaca, quindi quello è essenziale. Nel momento in cui abbiamo escluso la malattia celiaca, in realtà c'è un test aggiuntivo da fare, anche quello delle allergie al glutine, che seppur anche una condizione non così frequente, però va testato. Allora, se un paziente non è celiaco, non è allergico al glutine, però quando mangia glutine sta male, si può parlare di questa entità clinica. Qual è il problema? È che talvolta non è soltanto il glutine a scatenare la sintomatologia clinica, che può andare dal dolore addominale al gonfiore o talvolta alterazioni dell'alvo in senso di diarrea o stitichezza. Talvolta è un insieme di alimenti che possono scatenare. Si può attribuire al glutine quello che in realtà forse fa parte di un qualcosa che è un po' più ampio del concetto del solo glutine. Infatti
sempre nell'ambito di ricerca di questa patologia si è anche attribuito un diverso nominativo, un diverso nome, che è quello dell'intolleranza al grano non celiaca, proprio perché possibilmente non è il glutine di per sé la causa a causare la sintomatologia. C'è da dire qual è il problema con queste condizioni cliniche, che ci sono due problemi: uno, che non abbiamo un marcatore, quindi è quello che il paziente ci riferisce, che è quello che possiamo testare dalla vista di tutti i giorni del paziente, che appunto riferisce questa associazione tra l'assunzione del glutine e il malessere clinico, però non c'è un marcatore, quindi non c'è un test che, se risulta positivo, può confermare la diagnosi. E l'altra problematica è che molto spesso c'è quello che noi definiamo un overlap, cioè qualcosa che può essere molto un intestino irritabile, quindi che è una patologia funzionale che talvolta può beneficiare di alcuni cambiamenti dietetici, ma non sempre, e quindi talvolta c'è una sovrapposizione delle condizioni cliniche. È chiaro che quando questo avviene è bene rivolgersi a un gastroenterologo o comunque avere una valutazione, in modo da essere sicuri di affrontare le cose nel modo giusto. Quello che io raccomando, appunto, ed è importante, come dicevo, sottolinearlo, è sempre non iniziare diete restrittive senza aver consultato un medico, senza essere sicuri di aver fatto tutto nel modo corretto, perché se si inizia la dieta, ad esempio non si esclude la celiachia, poi diventa un problema e è più faticoso raggiungere una diagnosi corretta. Ecco, però, visto che lei è gastroenterologa, e il glutine che fa bene ha anche un ruolo positivo per la persona sana? Perché tante persone, ma poi anche le conosco tra l'altro, hanno magari un bambino che è celiaco o comunque uno dei componenti della famiglia è celiaco, l'altro dice vabbè, facciamo che tolgo anch'io tutto per risolvere la problematica, perché comunque dar glutine certo. a chi celiaco fa male, dopo magari ci spiegherà anche cosa. Ma questo è nocivo per la salute, quindi il glutine ha un ruolo positivo per il sano, oppure tutto sommato l'eliminarlo? Allora, dobbiamo dire che il glutine come proteina non ha un ruolo nutrizionale nella nostra dieta. Il ruolo del glutine è essenzialmente quello di far crescere l'impasto in maniera molto semplificata, quindi rendere più palatabile una pizza, una farina, certo. Qualcosa che necessita di questo processo. Quindi in termini nutrizionali l'eliminazione del glutine non comporta un deficit proteico, ok, come possiamo immaginare, certo. E questo si traduce nello stesso anche nel paziente celiaco che deve giustamente eliminarlo. Quindi il problema non è eliminare il glutine in termini di problematiche che ne correlano dall'eliminazione del glutine. Il problema è nel fatto che nel momento in cui tolgo il glutine tendo poi a restringere notevolmente la mia dieta. Non tolgo il glutine, rischio di togliere anche altri alimenti, di fare una dieta non bilanciata, e quindi questo può essere, diciamo, a rischio o comunque non indicato in un soggetto sano. Ma lo stesso si traduce anche nel paziente celiaco. Quando noi iniziamo una dieta senza glutine, come indicazione chiaramente alla diagnosi, noi facciamo sì che il paziente possa seguire una dietista di riferimento, una dietista esperta in ambito della malattia celiaca, perché la nostra dieta non deve essere soltanto senza glutine, deve essere una dieta bilanciata, che tenga conto di tutti i nutrienti. Poi in alcuni casi il paziente celiaco arriva con un quadro di malassorbimento, quindi dobbiamo anche essere sicuri che la dieta possa essere sufficiente ad integrare queste eventuali carenze, oppure talvolta può essere necessaria alcune supplementazioni. Certo, proprio per portare a conoscenza di tutti, perché giustamente tutti devono sapere di questa patologia, tanti hanno paura, no? Quando hanno magari un ospite a casa oppure conoscono una persona che è celiaca, si traduce nel togliere il grano, togliere il glutine, quindi vuol dire la farina, pasta. Tutte le farine che contengono il glutine. Noi fortunatamente abbiamo anche tante farine che non lo contengono, farina di mais, farina di riso non contiene il glutine. Chiaramente quelle a cui siamo più abituati, la farina di frumento, è quella che normalmente utilizziamo e contiene il glutine. Il paziente celiaco, nel momento in cui inizia la dieta, deve un po' cambiare le sue abitudini in senso di scelta di alcuni alimenti rispetto ad altri, ma ecco, la pasta può rappresentare comunque
una componente importante della sua alimentazione, deve essere una pasta chiaramente senza glutine. Quindi TEF, ci sono tanti altri tipi. Ci sono farine che appunto devono essere senza glutine. La terapia, dottoressa, quale può essere? E poi tanti dicono, ma sarà per tutta la vita? Quanto dura? Dopo faremo anche l'aspettativa di vita. Che tipo di terapia? Allora, è farmacologica? Ed esistono dei farmaci, come un po' gli intolleranti al latte, no? Allora, la dieta oggi è l'unica terapia per la malattia celiaca, è una terapia per la vita, nel senso che la malattia celiaca è una malattia cronica, non si guarisce dalla malattia, pertanto la dieta che rappresenta la sua terapia è una terapia molto efficace, nella gran parte dei casi porta ad una remissione sintomatologica, a una negativizzazione degli anticorpi, a un ripristino della mucosa intestinale. Che è fondamentale. È chiaro che la ricerca va avanti e la possibilità di trovare anche un'alternativa, o meglio, trovare qualcosa che possa accompagnare la dieta senza glutine, soprattutto in quei casi in cui la dieta non funziona, il paziente non riesce a seguire una dieta corretta o comunque ha una persistenza dei sintomi, dei disturbi e quindi del danno intestinale. La ricerca, come dicevo, è andata avanti e ad oggi ci sono delle sorte terapie in fase di valutazione, ci sono dei trial clinici, quello che si fa normalmente per far sì che un farmaco poi raggiunga la commercializzazione, venga approvato per i pazienti, ci sono in corso diversi trial clinici. L'obiettivo di questi trial clinici è quello di bloccare la cascata infiammatoria che viene scatenata dal glutine. Ci sono diversi possibili target, diversi possibili punti dove poter intervenire e ci sono quindi diverse molecole che sono in fase di valutazione nel tentativo di bloccare questi punti della cascata infiammatoria e far sì che quindi il paziente celiaco, quando mangia glutine, non abbia tutte quelle conseguenze che il glutine normalmente causa. Ad oggi, ripeto, sono solo trial clinici, non abbiamo nulla disponibile in questo momento, nulla di prescrivibile al momento. Parliamo del futuro, assolutamente del futuro, però è sicuramente qualcosa di positivo, perché diciamo per tanto tempo si è pensato che la dieta fosse assolutamente l'unica soluzione. Oggi lo è ancora e verosimilmente lo sarà comunque anche in futuro, sarà il fattore determinante, qualcosa che è essenziale a cui non potremo fare a meno. Però l'idea è che quando la dieta non funziona, oggi questa è l'indicazione, quando la dieta non funziona, il paziente continua ad avere sintomi e danno intestinale nonostante una dieta, si possa intervenire con una terapia farmacologica che accompagni la dieta. Noi qui abbiamo 2 trial in corso con 2 molecole differenti. All'Università di Padova abbiamo 2 trial in corso con 2 diverse molecole che hanno appunto questo obiettivo di aiutare e valutare l'efficacia di queste terapie in quei pazienti che non rispondono adeguatamente alla dieta senza glutine. Perché non rispondono? Questo è sicuramente un capitolo molto interessante, nel senso che la persistenza dei sintomi, quindi esclusivamente dei sintomi in assenza del danno intestinale, può essere chiaramente dovuto ad esempio a un intestino irritabile che si accompagna alla celiachia. Il fatto che abbia la celiachia non esclude che possa avere anche un intestino irritabile. Prima faceva cenno all'intolleranza al lattosio, per esempio sintomi scatenati dal lattosio, quindi la sola presenza di sintomi non è necessariamente legata alla celiachia. Quando invece c'è la persistenza dei sintomi e un danno intestinale, allora lì le cause possono essere diverse. Possiamo avere o una piccole contaminazioni di glutine che non si riescono o comunque non si riescono ad evitare nella dieta di tutti i giorni, che causano una persistenza del danno intestinale. Talvolta i pazienti vengono definiti slow responder, cioè rispondono lentamente, hanno bisogno di più tempo, quindi troviamo che anche dopo diverso tempo continuano ad avere queste problematiche. Ci sono altri, però ecco, lì sono tutte cose in fase anche un po' di valutazione di una ipersensibilità, sono pazienti che sono particolarmente sensibili anche a un minimo granello di glutine. E poi c'è un altro capitolo che
ad oggi non è oggetto dell'eventuale indicazione terapeutica, che sono i pazienti refrattari. I pazienti refrattari, la refrattarietà è una complicanza della malattia celiaca molto rara, quindi non vogliamo allarmare assolutamente nessuno, meno dell'1% dei soggetti celiaci ha questa condizione clinica, dove però il quadro clinico è sicuramente molto importante: malassorbimento, persistenza di sintomatologia severa e persistenza del danno intestinale, ma lì è un capitolo, diciamo, un po' a parte, che appunto questi soggetti non possono ad esempio entrare nei nostri trial clinici, perché hanno una gestione completamente differente. Comunque allo stato attuale farmaci non vengono prescritti. Ad oggi non ci sono, e voglio anche sottolineare, perché talvolta c'è un po' di confusione, se posso, perché talvolta si trovano degli enzimi digestivi che possono sembrare capaci di digerire il glutine. Non esiste nulla ad oggi che è capace di digerire il glutine nel soggetto celiaco. Il soggetto celiaco oggi deve seguire una dieta senza glutine, non ci sono ulteriori alternative a questo. Un'altra questione è: abbassa l'aspettativa di vita? Allora, il paziente celiaco a dieta senza glutine, con una buona risposta alla dieta, non ha una bassa aspettativa di vita, quindi diventa un paziente non paziente, fa la dieta, il suo intestino viene ripristinato, ha una negatività sierologica, ha una rimissione dei sintomi. Si è visto che è la persistenza del danno, quindi se io non riesco a ripristinare il mio danno intestinale, quindi ho ancora i sintomi, quello può effettivamente ridurre l'aspettativa di vita, ma soprattutto perché aumenta il rischio di complicanze a lungo termine. Ma lì dove c'è una risposta, voglio tranquillizzare che assolutamente la buona risposta alla dieta è un qualcosa assolutamente di positivo nella malattia quindi celiaca. Questo è già positivo. L'altra questione è la fertilità. Compromette la fertilità uomo-donna, c'è differenza? Allora, questo è un altro argomento interessante, perché nella infertilità la ricerca della celiachia è uno di quei test che viene ricercato. Gli studi in realtà sono contrastanti in merito. Ci sono degli studi che testimoniano che vi sia un maggior rischio di infertilità o aborti ricorrenti, ci sono altri che non confermano questo dato. Quindi se dobbiamo riferirci alla letteratura, c'è una recente meta-analisi che racchiude un po' tutta la letteratura in merito, che dice che in realtà questo rischio non c'è nel paziente celiaco. Però ad oggi, e io sono d'accordo, continua ad essere la test della celiachia uno di quei test che viene fatto nell'infertilità, chiaramente che non ha altre cause di quelle che non conosciamo una causa ben definita. Quindi non è detto che il paziente celiaco sia sterile? No, assolutamente no, il paziente può assolutamente avere bambini, non ci sono assolutamente nessun problema in merito, stiamo parlando semplicemente di un rischio maggiore o minore rispetto alla popolazione generale, ma non sia uomini che donne. Sia uomini che donne, non c'è assolutamente, cioè il paziente può avere assolutamente bambini senza nessun problema. Quindi il dottor Google a volte è troppo categorico al riguardo. E l'altra questione invece che ci è stata chiesta da alcuni telespettatori, se l'epatite o l'HIV possono essere fattori scatenanti. Beh, non sono direttamente correlati, assolutamente non c'è una correlazione diretta tra i virus né dell'HIV né dell'epatite, intesa non so come epatite B, ne abbiamo diversi di virus dell'epatite in realtà. Quello che ad esempio, però ecco qui entriamo veramente nell'ultra specialistico, l'HIV talvolta può determinare un danno a livello intestinale che può mimare la celiachia, quindi lì a volte c'è una problematica di diagnosi differenziale, ma parliamo veramente di una nicchia molto ristretta. Può mimare, quindi. Può mimare, alcuni pazienti hanno un'atrofia, i pazienti con HIV, con malattia quindi conclamata, possono avere dei danni a livello intestinale atrofici, di quei famosi villi, analoghi a quelli che troviamo nella malattia celiaca. Però in quel caso, appunto, bravissima, non hanno la positività sierologica. Perfetto. Però noi sappiamo che ci sono dei casi di presenza di danno intestinale. Il danno intestinale, inteso come quello che conosciamo nella malattia celiaca, è chiaro che la malattia celiaca è la principale causa, ma in realtà può essere dovuto anche ad altre cause, e quindi tra la diagnostica differenziale, quando non c'è la positività sierologica, rientra anche ad esempio l'HIV. Perfetto, quindi questa è l'ultima cosa, perché siamo in chiusura. Infrangere la dieta cosa comporta? Non bisogna infrangere la dieta, quindi questo è un concetto. Se uno lo fa involontariamente, perché se scopre poi che magari c'è la farina in quello che ha mangiato. Allora, non è una reazione, cioè non è un'allergia, quindi non siamo a rischio di shock anafilattici o di morte improvvisa per la contaminazione del glutine. Il concetto è che non va fatto perché
quella contaminazione può un po' inficiare tutto quello che si è raggiunto fino a quel momento, soprattutto se poi le contaminazioni diventano più frequenti. Quindi si può regredire invece si che può regredire, ed è lì villi. poi una delle motivazioni per cui non si ha la persistenza del danno, quindi contaminazioni, soprattutto se ripetute nel tempo, possono comportare una persistenza del danno intestinale. Perfetto, non è una malattia solo italiana, vero? Non è una malattia assolutamente solo italiana, è una malattia ubiquitaria in tutto il mondo. Noi come italiani, devo dire, siamo particolarmente bravi perché la sappiamo riconoscere, quindi la riconosciamo. Ecco, ci sono alcune zone, chiaramente dopo queste informazioni sono meno chiare, però è assolutamente presente praticamente dappertutto. Bisogna soltanto cercarla. Esatto. Professoressa, io la ringrazio tantissimo, la lascio alla ricerca a questo punto e allo studio e anche alla cura di questa patologia. Grazie alla professoressa Zingone, grazie a voi di averci seguito e naturalmente buona serata.